Questa attività è stata realizzata con s'aggiudu de sa Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei Regionali 22-2018, articolo 22. In sa puntata de oggi hemos sapere cosas bellas de Planargia. Siamo arrivati a Tres Nuraghes, questo luogo che tiene una praia manna de Porto Alabe, bella, frequentata da turisti e tutti si stati. In noi Tres Nuraghes forse si proprio a interessa bidda in su tempo antico ci viene già i tre nuragis e dunque sa gusto de questa cosa appigato su nomine tutto. Noi siamo in su coro de Tres Nuraghes, che siamo proprio a Nantes sa Gresia di Santo Giorgio, sa Viligresia di Santo Giorgio, poi da Santo Giorgio noi siamo Santo Amparatori de Tres Nuraghes. E in questo luogo ci punti di avere cose belle. Noi siamo venuti a cercare e a conoscere meglio su una bottega, la bottega del su Ferreri, ma a noi saberirari in noi c'è Domuderio, a un dicesti De Vago, hanno fatto un altro museo che fu da del giornalismo, della letteratura, di tante cose, si fanno a mustas temporanee e tutto, ma noi siamo venuti proprio noi in Tre Nuraghes a conoscere meglio su questa bottega, dove vai ante sfaina antiche dei Ferreri, zio Antoni Cocco e ante studiao questo luogo di adero commenti via da una volta e us andai ande Guido Cocco che si accompagna e se la fai conosci tutta questa domicedda, questa botteghetta, ma la cosa bella di questa puntata di oggi è che sicuramente Guido Cocco fa parte di un outraggio e poi noi in Planarza c'è una tradizione antica del suo canto a traggio a quattro voci e dunque su traggio Billia Murone ad cantare cose savonose dunque non si andava ma come si arrivano in Cunisi e si intendi già i cantos antichi del suo traggio Billia Murone che ad cantare cose a De Vittano Morette un altro figlio umano de Tres Nuraghes e dunque morto in su 1932 De Vago anti fatto a festare i 150 anni de nascita, di nadia de su poeta famato e manno Pitano Morette. Dunque andavo in questa botteghetta, ascoltavo su canto del suo traggio e poi abbiamo a conoscere bene le sfainas antiche del zio Antoni Cocco. Andate, vieni con me. Allontanata ogni allegria, ad ogni istante pomemi e il dolore, dai candomi il mancato su fiore, su niculizzo tesa, anima mia, dai candomi il mancato su Nicolezzo dell'anima mia, su Nicolezzo dell'anima mia. Poteva sosa vita in angustia, che non ne ha potento più sentore, né si può carità de caro amore, non mi lesse il degoi sconsolata, né si può carità de caro amore, non mi lesse il degoi sconsolata.
mandami canto presto un'imbasciata. Non mi lesse se intanto disconsolo desa duaninedda de ne ammento, di e notte inserrata in s'appusentu di liriante pense e a tie solo, di e notte inserrata in s'appusentu di liriante pense e le atiello di liriante pense e le atiello sabius pena manna e forte dolu capi un vastu anno apodentu, pomicchio carità e su pensamento risponde che in premura accelerata, promicchio carità e pensamento, risponde in premura accelerata, mandami canto presto un'imbasciata. Beh, salute a tutti, su salute Guido e salute a su Traggiu Billia Murone che ha subito cantato un canto bello con una poesia di Vitano Moretti, no? Sì, E dunque cominciamo a questa poeta in domo de su Ferreri si canta a Traggiu. allora noi siamo pensati di tornare a questa tradizione antica che noi quando tribagliano ogni tanto si fermiamo pure a cantare. Cantiamo sì? la poesia e ultimamente quando su Fraile fu quasi il primo, qualche volta cantavo pure a Traggiu. Quindi con su Traggiu Billia Murone che chiamo di Cioè, torrendo a tornare in da Santiga, secolo come tu non so tempo spassato. commenti succedia prima e dunque sa contau su amico su de cosas bellas de gusta domiceli de gusta è dopo de su Ferreri a noi San Bellinari tem una storia antica e bella poitta e noi tra ballata zio Di Antoni Cocco parenti tu questi Sì, poi tu sei Guido Cocco e ti avesti fare idisi ma su nonno fu di parente del babbo. bene bene Di Pantaleo Cocco. canto in cali tempus abiviu Antoni Cocco Allora, su Fraile si tratta da sul 1860 più o meno, 60-70. Hanno tribagliato di Pantaleo contro il figlio. Su Pantaleo fu il babbo e teneva tre figli. Di Antoni Cocco si firmava in nuovo a tribagliare, ha fatto due frasi con Calausa Bosa, facevano sempre sul Ferreri, solo Mastro De Ferro e Ferreri, Ferreri. Poi Poi Ferranta Caddos e Boisi, Sì, sanno in noi ci punti bingias a vosa malvasia buona, perché Certo, noi certo. malvasia di adesso famata in tutta la Sardegna, forse sa più buona non Planargia, no? E sta ici. allora, come te malvasia vera doc escusta della pianata, badate la malvasia in tutta la Sardegna, anche pure fuori dalla Sardegna, però la malvasia doc e sa pianata. E custa di Savlanarza e dunque tre snuraghe e sicuramente potrà ballare questa terra se viante i voisi no e dunque ma può portare sta cina pure a traballare se vianta i voisi su carro no come te che da portare Sì, i nove facevano sa spinna sposo boes, ferriano sposaino so scaggios, attalziana sappos, piccos, marrapiccos sposo casallina e facevano pure la roda dello scarro. Infatti si fuori una prova di roda fatta a questa maniera come te la facevano i nove
Su carro però avuto più sopra di su Mastrellino. Le svastre. Noi facciamo su gilci con la roda e che lo montaiano a caldo sopra della struttura che facciamo su Mastrellino. Guido, contami una cosa, noi in questa botteghetta a pubblica non c'è sta corrente, come ti sta ballante in senso? Noi ribelliamo si scuro, a fuoco di fuochino e a lume candela. Noi facciamo tutto a mano. Su trappano fu da mano e sta ancora. Ma se si arriva su Sallina si arriva a girabacchino, questo come si sul girabacchino fu di manuale, che lo potevano spostare da domo in domo. Invece questo fu fisso può essere stampa di sul ferro proprio. E dunque tutto senza corrente, no? Tutto senza corrente. Senza corrente, sta ballanta aici a Santica. Pensa a quali anno è stata aperta questa bottega? A sorte, Antoni normalmente 70-72 fu ancora aperta questa bottega, però fu diciamo, non fu attivo. Si rimbia di nuovo con questa compagnia, veniva suo amico a questionare, però si canta la trage. Si canta pure, raccontiamo la storia di un tempo, però come triballi vero e proprio non è varia, anziano ormai no. No, e noi se viene in uno scanto cosa, i subi fiat a noi in suso, no? I subi abitiamo proprio sopra i nove. Traballo è domo è traballo. Domo, traballo e canto e preghiera. E preghiera. Vuol dire, ma la religione. Dunque, infatti stendono un ufficio preti. Devo appena canna povertu. Monsignore al vescovo. Monsignore. Quando ho perso la trasmissione noi in Piazza Egrese, appena che questa è sabida a undi nasce un poeta famato in tutta la Sardegna, dunque Pitano Moretti, che è morto nel 1932, dunque si considerato uno dei poeti promani, che è stato sulla prima parte del Novecento, e su Tragio ha cantato un canto, una poesia di Pitano Moretti, no? Questa poesia cantata di Pitano Moretti, Ninedda, che ammenta praticamente una storia amorosa, infatti si racconta della nostalgia di questa persona che stima da suo amoroso. Inquadra proprio una storia di amore. Dunque si andava bene. No, contami le cose di noi. Dunque se noi c'è un bello fodde mano a mano, che si muovia a mano, dunque sì, insomma, faglielo andare appena. No, dopo tu inquadrato bene, fammi bere. Dunque sono un bello fodde mano e poi tu c'è, contami, e da sarebbe di questa roda? Sarrottino a pedale. A rottino a pedale? Sì, su voglio tutto a pe. Adesso si pedaliera i due, gira sta roda maestra con sa cinghia e accuzzata il ferro, ferro. Dunque si viene accuzza ferro e ferreri, vadi a dedotto dunque. Altre cose dunque se noi ci punti. Questa è questa macchina può fare questa rete del suletto. Quella rete a maglia strinta che si usava si ragazzava ancora. Praticamente montiamo su dell'alto del ferro, poi con l'aula che è in verticale, giochiamo due serrine al mannas, girando e tiriamo questa rete, e poi quando è arrivata in tensione la blocchiamo con questo ribattino del ferro, non a vite. E dunque si fa diventare questa rete di suletto. Poi sapete corcaia, no? Sì, signore. Dunque, e poi Schironisi, in sabato un'aica non propone a mente su diccio che nada nel domo di Ferreri Schironi dell'Inna e noi siamo di Schironi del Verro, dunque non potevo andare proprio questa cosa. Schironi, tutte cose che va di adesso, ferro del guado ci funti il ferro su voi. Questo assume praticamente salmustra sinara, praticamente ogni de anno de gaddo gira una misura. La sola li sottolineava sempre una mustra ogni misura in modo che quando ti via a fare sul ferro, lo presentia da su e lo fai di funzione di questa misura. Infatti il cattolaggio hanno di misura 6 scarpe. Infatti sono tutto diverso. No? Tutto diverso. Io sono stato a recuperare praticamente tutto dalla misura, poi qualcuno si è spellita perché è stato un periodo in cui è abbandonato.
E dunque sa comprendere, Insomma- se si usa niente questa cosa, sa può fare, o in arauso sa dimma, no? sì, È sa una cosa dimma, esatto, insieme, no? sa dimma, sì. E dunque sa, poi tenevo un altro banchetto, questo banco mi pare un banco proprio dei fusteri, dei Ferreri, no? No, questo Serviva è, per ma io parlare. avevo queste cose spetticate, Ah. tipo il friscio, sopra il gianno, quando veniva appunto cosighette precise, si veniva di due, al limare, ecco, esatto, e faghia, poi l'ho fatto io, faghia praticamente pure sul friscio le tu salgiano, prendi, lo salgia il mano, che ormai non si usa più. No, ma questa braseri, cuppa, che c'è sti noi, appiccata. E questo ha avuto un brasiere che viene a Ninove magari poi. O si calentava, si no? a fritto, si poneva su. Si poneva, non si bastia su fuochile. hanno via studiato sul fuoco e tutto quanto. E noi c'è una steari, capobio, e dunque, insomma, candela in mano. pago che luce già è arrivata. E dunque, se noi, altra cosa... Si incudine, noi battiamo sul ferro, no? Certo. E ho visto e noi traballando a Sardini, insomma, fa diventare cose, ma sabida, no? Quanto Sì, ci diventa dei lavoro- Ferreri, sì, noi? E in vita che andia da battoro dei ferreri. Battere i Ferreri. Poi te mo ci funti uno scanto 1100 abitatori, Mille- noi. sì, Canto 1080, sei? 1080, 1080, 1100 abitatori. 1080 circa. E dunque, le tradizioni, se noi è un'auga cesti che hanno approvato la trasmissione, appunto un'auga cesti, un altro museo d'importo che hanno appena aperto in noi in Tresnurà, che è una sorta di centro culturale nell'auso, nel senso che si fa in mostra e tutto canto, e dunque c'è un bello movimento culturale in noi in Tresnurà. Mostre, Sì, organizzazioni. questa mostra dei stili antichi, che stili hanno aperto antichi, l'anno tutto passato. quanto. E dunque, insomma, bello. Casa de Rio, un museo. Casa di Rio e Domo di Rio. E dunque, però tornando in noi, è un nao su Ferreri, e vosato su, contami una cosa, vosato sei a disposizione, perché voglio bene a visitare questa bottega, e ti vadesi, soveresi, vosato, perché appuntamento, vadesi e contai tutte queste cose, e noi funziona tutto, ora Sì, fate sì, bere, tutto Marco, funziona. che sta a fare ripresa, se mo si poneva su bene e fate su fuoco e fate bere i commenti, funziona ancora tutto, e fate il fumo pure, poi a noi si prende il fumo, Dai, cominciamo a sta lui sul fumare fuoco, tutto. shout out, io penso a zio Antonio Cocco che doppia adesso tutto affumiato, e dunque però potrà ballare tocca da fare aici, e dunque se lo sapete, pago questa cosa. Sì, ascolta, io dopo vai da un suo proprietario, l'ha proposto l'idea del... Chi ne è su merito di questa domanda? Don Cocco, che Don Cocco. è Monsignore, Monsignore. Monsignore ad Alghero, alla sua cattedrale. L'ha proposto l'idea di ponere a disposizione per la scolaresca, per la visita del GAI, con questa collaborazione su Radio Emilia Murone, perché in questo momento è un'associazione che funziona ancora. Siamo disponibili a avviare questo progetto. E dunque, sì, i picciocchetti su desi scuola, sa maestra, sa che si intende, sì, che ti vogliono ti votare in noi, i picciocchetti, ti fai bene i commenti, traballa in suo tempo antico, ma antico fino agli anni 60, 70, 72, traballante a mano, su ferro e tutto canto, prodotto sfaina, sa che servianta in ogni vita, e poi ti prendi in noi e conosci questa bottega di Antonio Cocco, ma sicuramente è su Traggio Bigliamo Murone che organizza tutte queste cose, potete ascoltare il canto del tutto. Certo. Ma non mi has presentato i amici cosa tua, dunque i componenti sbocisi del suo Traggio. In questo momento può cantare, siamo preparados in Kimbe, però in effetti sul gruppo del Radio Bigliamo è composto da 9 persone. 9 persone. Però in moci Caliguna sta assente per motivo di travaglio. E in moci dona questa giustificazione. Poi sicuramente cantiamo in batto, quindi... E c'è, tocca da alternare. Lo presento. Gio Maria, e Tarrolo che è su contralto, sarebbe Samesa Ove. Pasquale Este su basso. Giuseppino, che è su Bilbezio, che ha superato gli 80 e fa il suo contra. Giovanotto. E Giuseppe Saoghe, che è più esperto che chi canta da ora. Bene. Fate i scetti canto su Pitano Morette o altro canto spunto?
No, teniamo un bello repertorio. Bello repertorio. Poesia de Moretti, de altre poetas contemporaneas. Tutte cose religiose, Canto poi canto de Iglesias, a missa e tutto canto. Bene. Dunque, Scusa, uno particolare, dato che siamo presentendo, Gio Maria, oltre a suo contratto, è pure serede del Suvraile. Nel senso che è l'unico che batte ancora un lago ferro, che va a qualche tribagligheddo, quindi eventualmente posa presentazione del Suvraile. Gio Maria è disponibile pure a fare questa presentazione. Dopo fadevo su tutte riprese, a dettagli su tutta questa cosa, e fadevo Gio Maria se la fa bere i commenti, si traballa e fa il suo fuoco e commenta a fumera tutta questa stanza. Fa parte del suo contesto. Fa parte del suo contesto. Mi pare che non ho detto cose che dobbiamo snare, poi in noi, uno particolare, che dovrei notare. Rimane questa in origine, quando l'hanno fatta, su Fraile fu di un'istanza unica e fu montata a Canna e a Teula. Ecco qui su un lago che sia. Dopo hanno sopraelevato che hanno costruito questa abitazione in questi anni, hanno montato a binario e a Bovera e quindi ecco il motivo che dopo che è entrato a Bovera c'è su non vai a quindi non vai a possibilità di sfogliare sul balcone e da assaggiare. Poi ti ha costruito una pizza seconda non fai, esatto. Dunque meglio ha significato su fumo, ma su Marco ha fatto una bella domo manna e i suoi Antoni Shadao che hanno accabato tutta fumiata sin andare al suo a domo. Dunque ho detto questa cosa, no, suppose il Rai, come noi sapere come ti sta contenti lui, su fuoco, come ti traballa su ferro e tutto canto, uno scanto di questa ripresa, però poi Rai questo attovio di oggi, noi in Tres Nurages, devo ma voglio, siccome tu i pure, tu ti sei contratto tu i pure, mesaoga, no? E dunque, tema domanda è, devo ma voglio serrai con uno canto che vadesi in pari, e il canto potevi fare, così salutai. Su Contadino, questa è una cantone inerente proprio a suo ribaglio. Traballare dunque tutto sfaina, cavaliera, su Massaglio, su Verreri, insomma. Con tutto le cose. Un particolare importante, del fatto che i frati Scocco, Ti Antonio, soprattutto il Faschi, su Calasa Bosa, hanno partecipato a un concorso internazionale e a Roma hanno vinto su primo premio. A Roma hanno vinto su primo premio, medaglia d'oro, medaglia d'argento e sul diploma lo viene custodito Don Cocco. Ma ha fatto questo? Hanno costruito una serie di ferro legato particolare, del sinistro, destro, e poi giocare il toppo. Praticamente hanno costruito un ferro che compensia sul dislivello di Subè. E di Subè che vuol dire da su bottino ortopedico da fare. Esatto, no? Si può andare su ferro ortopedico. È una cosa importante. Bene, ha vinto uno. E questo grande succede? 1920, 22. Appunto. Dunque, se vero Guido, dobbiamo voglio serrare con tu che canta, se poi insomma, poi fai uno canto che si ascolta, visto che tu fai parte di questo sozio Bilia Murone, del sutraggio dei Tres Nurages, però prima di intendi su canto, dobbiamo voglio tutto questo che si sighinti in Cosas Bellas, in suo canale di EIA TV, che ha puntata a venidora ad abbiri un'altra cosa bella, e usandai in Durgali, in cui si c'è un varco mannu che si cerca sabba frisca, poi c'è acqua. Sì. In ogni luogo è una cosa di adesso bella che Santa Contare, come nasce, come attivate, un museo privato di adesso umano, il museo ci punti logos apposento, insomma è tutto un museo, tutto questo parco è tutto. Dunque abbiamo andato in pari in Durgali, in questo parco Sabba Frisca, e poi vi altre cose belle, si possa trasmettere cosa nostra. E poi serramo su questo attovio con ascoltando Guido e tutto in pari ai amici del sutraggio Bilia Murone del Tres Nurages, e a sibire con saluti in questa puntata venidora direttamente da Durgali. Ciao a tutti. Quando vas a tornare contadino, est un sogno, est un'illusione.
quando basa torna pare contadino est un sogno est un'illusione est un sogno est un'illusione a ti fa che dei in un suppone su chitto chitto intro e gomasino a ti fa che dei in uno suppone su chitto chitto intro su chitto chitto intro e gomarrino trabagliende comente paladino e pacifico sempre e contentone trabagliende comente paladino e pacifico sempre contentone e pacifico sempre contentone paria chi dienzera sola sola s'incunza de suino e de salzola paria chi dienzera sola sola s'incunza de suino e de salzola s'incunza de suino e de salzola. Questa attività è stata realizzata con s'aggiudo della Regione Sarda, imprentas 2020-2021, lei regionali 22 2018, articolo 22.